Don Sante, ai cittadini, ma in particolare voglio portare il saluto a quei ragazzi che sono qua oggi con la bandiera della loro scuola, della nostra scuola, dell'Istituto Comprensivo, e la portano con onore e con orgoglio, e sono qua insieme ai loro compagni e li ringraziamo davvero di questo, perché è il segno tangibile di quello che diceva prima Don Sante: i valori di un paese si passano da una generazione ad un'altra. E allora abbiamo qua il nostro presidente, Bortolo Villanova, classe 1920, e accanto a lui questi ragazzi che saranno classe 2005. Pensiamo quanta differenza, ma pensiamo anche proprio l'importanza del fatto che sono qua insieme a testimonianza del passaggio di questi valori. Allora, nel 70° anniversario dalla conclusione della Seconda Guerra Mondiale e della guerra di liberazione, che vide tanti giovani battersi per la libertà e la democrazia, siamo qui a celebrare quella che fu una pagina terribile, drammatica, ma importante per la nostra terra e per il nostro altopiano. Il sacrificio di questi ragazzi e delle loro famiglie rappresenta il simbolo del contributo che la nostra terra ha dato alla liberazione della patria e alla nascita di uno Stato libero e democratico. I cippi e le lapidi che sono disseminati nei nostri boschi lo testimoniano e costituiscono una sorta di storia di pietra scolpita accanto ai cimiteri della Prima Guerra Mondiale. Il Sacello di Granezza, inaugurato il 5 settembre del 1954, dove ci sono i nomi di 250 caduti delle formazioni che operavano sull'altipiano. All'inizio della piana il monumento di Lugo ai 14 ragazzi, lavoratori della SPER,